qua, ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda lo spazio informativo politico del venerdì su friulitv.net, già collegato con noi dal suo studio Enzo Cataruzzi. Buon pomeriggio Enzo, ben ritrovato. Siamo, come si dice, agli ultimi colpi. Fra qualche ora la campagna elettorale si chiuderà per quanto riguarda le elezioni amministrative e le elezioni comunali e poi domani silenzio elettorale e poi dalle 7 di domenica fino alle 23 e dalle 7 di lunedì alle 15 la gente avrà la possibilità insomma di andare ai seggi e esprimere le proprie preferenze per quanto riguarda l'elezione del presidente della regione, del consiglio regionale e dei comuni insomma che andranno al voto. Però è arrivata la primavera, no? Come si dice Enzo in questi casi, una rondine non fa primavera, ma i rumors dicono che c'è il quinto candidato dietro le spalle pronto a calare l'asso, nel senso che sembra che non ci sia tanta voglia insomma da parte della gente di alzare andare ai seggi ed esprimere, come si dice, la propria preferenza, no? Almeno questi sono i rumors, così si sentono, no? Quello che senti tu invece di là de Hague com'è? Bene, ciao a tutti e benvenuti. Naturalmente hai ragione, cioè il trend è molto basso. Se l'ultima volta ha votato il 49% nel 2018, mi pare, e qui si parla di un 10% di meno. Cioè qui veramente c'è un allarme, tant'è che io vedo che molti candidati, a parte che inondano Facebook a destra manca, e quindi io penso che questo non sia proprio il modo migliore per prendere i voti, cioè uno si mette in evidenza, per amor di Dio, tutto a posto, però io penso che i candidati che incontrano gente, che spiegano i loro temi, temi che però sono un po' desaparecidos, come si dice, no? Tanti slogan, io ho visto anche interviste nelle TV, eccetera, che fanno un ottimo servizio, però cosa succede? Si parla tanto di slogan, non si parla molto in profondità di sanità, non si parla molto in profondità di enti locali, delle nuove province, si parla poi di San Giorgio in Nogaro, ma così alla Chetichella, non si parla della montagna, non si parla, si parla invece, io sento a destra manca di assetti futuri, per esempio c'è qualche partito che dice ma vogliamo avere in giunta quello, quell'altro. Già. Ecco, questo secondo me non depone bene perché la gente è già un po' stanca, vorrebbe capire un momentino dove andiamo a finire. Allora, va benissimo i trend che ci danno quello che è stato, quello che non è stato, ma a noi interessa il futuro. Certo. Senti, abbiamo detto più volte, no, nel corso di questi interventi che questa probabilmente è la peggior campagna elettorale che si è vista dal 1946 a oggi, perché mentre fino a qualche anno fa, come hai detto tu, la gente si muoveva sul territorio, andava a parlare di programmi, no, di quello che serve, a sentire la gente nei mercati, eccetera, oggi invece giustamente qualcuno opta per Facebook perché magari costa poco, come si dice. Però sì. manca quello che è il contatto col territorio e poi probabilmente molti sono stati catapultati all'ultimo minuto nella lista e probabilmente quando non si hanno argomenti uno dice se giochi a pallone vuoi giocare a zona e per non sapere né leggere né scrivere è meglio prendere la palla e buttarla in tribuna, no? Per non far danni. Esatto. Però io ho letto su Facebook, non so, dalle mie parti, qualcuno che dice giustamente, vedete, dovete focalizzarvi sulla persona, perché più che votare i simboli, bisogna votare la persona all'interno dei simboli. C'è chi magari in una lista vede qualcuno che li garba, qualcuno che non li garba, ma però la persona forse capire se è competente, la professionalità, che cosa ha fatto fino adesso, se è un perdigiorno, se è uno che l'ha messo lì per riempitivi, se uno ha dato... Cioè, una riflessione, io penso, va fatta, deve essere fatta proprio in momenti in cui cerchiamo un po' di mettere la barra al centro, no? Vediamo anche per televisione, abbiamo sempre gli stessi argomenti che poi vengono ribattati sulla campagna elettorale. Noi qui in Friuli Venezia Giulia abbiamo anche qualche problema, no? Perché la campagna elettorale più grande si è svolta tempo fa, e le elezioni politiche tempo fa. Per cui diciamo così che l'area romana non è che proprio ci vede molto bene, no? Adesso arriveranno tutti i big qui in Friuli, qualcuno dice arrivano i visitors, qualcuno dice magari che arrivino, e comunque sia c'è la rotta balcanica, insomma ci sono più argomenti, però non argomenti diciamo così in profondità
che ci interessano a noi. Per esempio, la questione del lavoro in Friuli com'è? Anche i sindacati non battono un colpo, cioè la Confindustria adesso ha avuto i suoi Ecco, approfittiamo, guarda, organigrammi nuovi, no? Mi pare. no, no, mi hai lanciato proprio la domanda, no, che volevo chiederti. Confindustria, possiamo aprire, perché comunque sta in tema, no? Perché fino adesso, come hai detto tu, le associazioni di categoria, i sindacati, che comunque è sempre un sindacato anche Confindustria, Sì. per il momento tutti zitti, non prendono posizione, no? Secondo te questa manovra invece di Confindustria con l'elezione di Zamò, di Pierluigi Zamò come presidente della Confindustria regionale, ecco, è una manovra politica secondo te sotto sotto, oppure diciamo hanno cercato di trovare con la lima tanto per assestare un po' il momento di scossone, no? Tra Confindustria Udine e Alto Adriatico dall'altra parte, tanto per vediamo un po' come va e poi domani si vedrà, come si dice in questi casi. Ma io penso alla seconda ipotesi, nel senso che l'imprenditore che è stato eletto Zamò è un imprenditore di grande spessore, di buon livello, è da Lisontino, per cui insomma hanno Beh, cercato è di trovare manzanese, lui è manzanese, poi si è trasferito a Cormons, però sì, sì. l'azienda è nata qui a Corno di Rosazzo e poi è andata a Manzano, a Ecco, casa di quindi Manzano. insomma, comunque potrebbe essere una mediazione anche, diciamo così, giusta, in attesa che un big esca come si dice, dal guscio, no? Certamente c'è stata sicuramente la mediazione tra Grusti e, e il patron della Danieli, perché altrimenti non penso sia stato molto facile, ma comunque ha trovato una soluzione. Questo fa molto ben sperare, perché quando gli imprenditori trovano una soluzione, anche il resto in qualche modo si uniforma, no? Dopotutto la politica deve guardare, no? Anche alle imprese che sono il volano numero uno, insomma, perché se c'è Certo. lavoro e anche la partecipazione, c'è più serenità, eccetera, no? Quindi questo fa ben sperare su questa roba qui, no? I sindacati probabilmente dovranno anche loro darsi da fare. Io vedo, per esempio, in molte liste c'è qualche ex sindacalista, qualche ex che in qualche modo trovano soluzione per la fine carriera, in sostanza, no? Però io penso che noi dovremmo vedere veramente gli amministratori veri, quelli che in qualche modo hanno portato qualcosa, non solo gli slogan. E soprattutto non portatori d'acqua questa volta, per favore. Troviamo persone di spessore, qualcuno che sia famoso, sì, ma che sia anche professionalmente preparato e Certo. che dia anche e possibilmente un voto giovane, perché abbiamo bisogno anche di una specie Chiaro, di chiaro. restyling, no? Ecco, tu Ecco, nel tuo intervento hai detto una cosa importante, no? Tornando a questa campagna elettorale, si è parlato di tutto ma di niente, nel senso che tutti i temi più importanti, dalla sanità allo sviluppo del territorio, al turismo, allo stesso turismo, a eventuali insediamenti produttivi in zone non proprio conformi a quel tipo di lavoro da fare, eccetera, per il momento lì non si parla. Di infrastrutture, si sì, riparla di nuovo oggi per dire c'è stato anche l'incontro a Forni di Sopra per il famoso traforo, sì, no? C'è sì, questo sì, sì. progetto del traforo e via dicendo. Cioè, per il momento sono le solite Beh, chiacchiere, no? Poi alla fine c'è da capire di quanto di questo effettivamente sappiamo arriverà che sul quando siamo in territorio. campagna elettorale casualmente tutti gli appuntamenti arrivano, no? Cioè quindi inaugurazioni, progetti, eccetera, eccetera, quindi una cosa anche corretta, è giusto farlo perché si sappia un momentino quello che ha fatto uno, quello che vorrebbe fare l'altro, eccetera, no? Certamente io penso che a centro-sinistra si spera un'accelerazione della nuova segretaria del PD che porti quei punteggi per giocarsela un poco, ma la vedo molto, molto difficile. E dall'altra parte vedo anche il candidato del terzo polo che in qualche modo mi sembra un po' arreso la situazione, nel senso sa che non è eletto, per cui quando uno non ha l'entusiasmo per arrivare è chiaro che anche ha un altro appeal, no? Seppur in modo intelligente ha affrontato alcuni temi che riguardano un po' quello che è il futuro, no? La digitalizzazione, queste robe qua, vabbè, insomma, no? Ma la gente vede un momentino, innanzitutto nella compagine uscente e dai sondaggi potrebbe essere rientrante, chiede un momentino qualcosa di pragmatico e qualcosa di immediato, no? Al di là delle leggi che hanno fatto sul fotovoltaico, queste robe qui, che sono leggi per mio conto dovute, non sono leggi stravolgenti. Poi c'è la questione degli enti locali, che nessuno ha mai parlato degli enti locali. Qui abbiamo dei comuni che sono con l'acqua alla gola, qui hanno problemi
si parlava anche di aree vaste, di province, eccetera, probabilmente sarà un progetto futuro, sarà questo. Bisogna vedere un momentino quello che succederà dopo, perché il prossimo anno ci sono due tornate molto, ma molto importanti. Una a livello amministrativo, che la stragrande maggioranza dei comuni Friuli va al voto e al rinnovo, e una alle elezioni europee. Io penso che i partiti siano proprio focalizzati molto sulle elezioni europee, perché quello sappiamo che ogni lista corre per conto suo, e per cui la Lega cercherà un riscatto, Fratelli d'Italia cercherà di avere un balzo in avanti proprio in Europa, Forza Italia lo stesso cercherà di fare il suo, e poi la sinistra cercherà un momentino un'unione, per cui io vedo che c'è, come dire, come gli eserciti che si stanno preparando, affilando le armi per il dopo. Quindi Friuli Venezia Giulia è una cosa che è scontata, perché comunque noi abbiamo sempre avuto delle amministrazioni che comunque hanno avuto la testa sulle spalle. Cioè, noi possiamo dire che c'è stata fatta sempre una buona amministrazione. Certo, il punto, diciamo così, nevralgico è la sanità delle sanità, nel senso che ogni amministrazione che ha cercato di dare una svolta alla sanità non ha accontentato nessuno o pochi. Perché? Perché la sanità è una brutta bestia. Noi potremmo avere anche una sanità al massimo, abbiamo sempre gente che si lamenta, quindi c'è un problema anche di organizzazione, eccetera, no? Poi abbiamo parlato molto di autonomia noi commentatori, ma non ho sentito parlare tanto di autonomia, se non in maniera, diciamo così, generica, chi in qualche modo cerca di andare a rappresentarsi. No? Non basta dire vogliamo l'identità friulana, bisogna anche calarsi nel pragmatico, no? Non basta solo la lingua, bisogna avere anche qualcos'altro, no? Certo. Qualcos'altro è il lavoro. Se noi non teniamo il lavoro qui, dove le nostre gente possono vivere il nostro modo di vivere, quindi vivere sul nostro territorio, è chiaro che se c'è un depauperamento, la gente va via, ecco che il territorio diventa deserto, no? Poi c'è il problema della montagna, no? Non dimentichiamo che in montagna vivono, sì, no? 40.000 persone, no? 40.000 persone, e quindi anche lo spopolamento c'è. Ecco, questi temi che sono temi, anche se vogliamo, anche irrisolvibili al momento, ma nessuno li affronta. Perché? Perché l'importante è arrivare a Palazzo Oberdan, sappiamo che le indennità sono abbastanza forti, e quindi una volta che siamo lì, dopo vediamo per 5 anni. Ecco, questo sarebbe un po' brutto, sarebbe un po' Chiaro. ecco. Sono perfettamente d'accordo con te. Senti, andiamo verso la parte finale del nostro appuntamento e parliamo un attimo di un importante avvenimento, perché siamo nel 2023, la regione Friuli Venezia Giulia festeggia i 60 anni di fondazione, ma nel contesto si ricordano anche i 50 anni della scomparsa di Tessitori. Tessitori, insomma, è stato il papà del Friuli Venezia Giulia, il padre non putativo, ma proprio il padre ufficiale della regione. Al 90% insomma è riuscito a ottenere quello che era il suo progetto. Poi sappiamo che il progetto di Tessitori era ben diverso, perché prevedeva un Friuli, un forte Friuli e un Trieste, insomma, in maniera stile Trentino Alto Adige, tanto per essere chiari. Diciamo che lui ha lottato anche contro il suo partito all'epoca, che in qualche modo l'aveva abbandonato sulla situazione, nessuno voleva, soprattutto la parte triestina e isontina non vedeva bene, e poi anche una fronda udinese. Lui è riuscito ad avere l'aiuto degli amici del suo partito e anche altri della regione Sardegna, è riuscito in qualche modo a portare un'autonomia che non è completa, ma è un'autonomia che comunque ci ha dato la possibilità di continuare questo discorso, no? È stato componente anche della Costituente e ha finito il mandato suo come ministro per la riforma della pubblica amministrazione, quindi lui era un avvocato e sapeva bene dove poteva andare. Era un uomo anche di grande energia e di grande impegno e vitalità, e per cui io penso che verrà ricordato in maniera esemplare, perché questo è un punto di riferimento per l'identità, per l'autonomia friulana, soprattutto in un momento in cui il governo ha varato e sta per cercare di mettere come si dice, in riga l'idea dell'autonomia per le regioni. E io penso che chi sarà il presidente della regione, comunque sia, penso che Federica, in qualità di coordinatore delle regioni italiane, aveva già messo i ferri in acqua anche per chi si sarà lui o chi verrà dopo,
per cercare di ottenere anche qualche altra soluzione, da avere non solo le materie che ci hanno dato, ma comunque qualcosa sull'istruzione, per esempio, non sarebbe neanche male, qualcosa sull'autonomia, insomma, nostra. Ecco, io ricordo che in passato noi abbiamo tentato anche di avere una certa autonomia, tra virgolette, perché non è possibile averla sulla politica estera, l'abbiamo fatto con Carinzia, la Slovenia, con l'Alpe Adria, eccetera. Io penso che questo sia un filone da percorrere, perché noi siamo comunque, prima ci chiamavano una regione cerniera, adesso siamo al centro dell'Europa. In ogni caso noi ci sentiamo parte della storia e siamo parte della storia, non solo per il terremoto, insomma, che ci hanno conosciuto, sappiamo solite cose, no? Un punto di riferimento importantissimo e da qui è nato molte cose. Ma comunque Tessitori, diciamo così, è il punto di riferimento importante di una civiltà che ci ha dato uno sviluppo enorme, e quindi va ricordato bene. Noi lo ricorderemo in maniera solenne con uno speciale che sicuramente sarà fatto. E questo te lo confermo, sarà fatto anche proprio il prossimo 19 aprile, quando insomma cadrà la ricorrenza del via libera per l'autonomia in Friuli Venezia Giulia, e soprattutto anche il ricordo, come detto, di Tessitori, perché da lì dobbiamo ripartire per poter poi chiedere e avere, come si dice, domanda e risposta, altrimenti rischiamo di perdere un'altra occasione, come hai detto tu, perché non siamo più la lontana provincia dell'impero, ma siamo proprio il punto, il fulcro di quell'Europa che comunque vada, gira e rigira attorno al Friuli Venezia Giulia. Non dobbiamo essere la solita provincia del Veneto, tanto per essere chiari. Ecco, esatto. Grazie Enzo, hai qualcos'altro da aggiungere prima di concludere? Va bene, io spero che la gente vada a votare, che voti come vuole ovviamente, ma che vada a votare e che scelga le persone per convinzione, non per amicizia. Qualche volta l'amico ti chiede anche il voto, ma tu sai che non arriva, tu sai che non è in grado di portare avanti certe situazioni. Allora votiamo persone che conosciamo, persone giovani, persone che cerchino di dare una mano alla nostra regione, soprattutto comunque competenti, con professionalità, entusiasmo e comunque con impegno, che non si veda dopo, una volta votato, ti salutano e diventano arroganti, come la stragrande maggioranza ci ha dimostrato, e magari per strada neanche non ti salutano. Quindi secondo me questo va fatto, perché è l'unico modo che abbiamo, no? Per distinguere chi porta avanti. Poi l'ultima cosa per il Comune di Udine, io penso che anche il Comune di Udine debba impegnarsi un po' di più proprio per andare al voto, perché insomma noi sappiamo che uno, se viene eletto con il 52%, il 55%, ha un suo appeal. Se non ha questo consenso, diciamo così, diventa un po' più problematico, no? Allora andiamo a votare senza aver paura di cambiare o non cambiare, di dare una mano a chi c'è già, insomma, con convinzione, perché questo dimostra anche una partecipazione anche adulta, no? Senza problemi, insomma, perché noi abbiamo tanti problemi, ma non creiamoci anche il problema di non andare a votare, che poi restiamo frustrati e dobbiamo protestare per chi? Dobbiamo protestare contro di noi, no? Quindi buon voto e via. No, confermo tutto quello che ha detto Enzo Cattaruzzi. C'è una grande dimostrazione di democrazia, qual è? Quella di presentarsi domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 presso i propri seggi, esprimere giustamente il voto per la persona che preferite, possibilmente dico anch'io, date il voto alla persona, non solo all'amico, date il voto veramente alla persona valida, date finalmente un voto valido a persone che sono veramente valide, che hanno dimostrato col loro background e col loro curriculum sul campo quello che sanno fare. Non andate sempre dietro i soliti che vi dicono a priori vota Kelletta, un paressiclar, no? Per il territorio, no? Perché l'amico rappresenta la zona. No, votate, andate a votare e votate, mi raccomando, le persone giuste, date un voto vai. Poi non andate a lamentarvi su Facebook e su Twitter, fanno questo, fanno quello, perché se chi non vota, secondo me, non ha diritto di parola, anche se siamo in una libera democrazia, come si dice. Però se voti giusto o sbagliato, l'hai dato. Se non voti, devi stare zitto, incassare per 5 anni, mucci, anzi, come dicono a Roma, mosca, e alzare i tacchi e andare da un'altra parte. Magari hai eletto, puoi anche criticarlo, ma se no quello lo puoi criticare, perché l'hai letto comunque. No? È chiaro, chiaro. Altrimenti zitti e mosca, come si dice. Bene, allora vedremo cosa succederà martedì, perché martedì sapremo
Regione, Udine, eletti, Beh, eccetera. no, lunedì pomeriggio già, io penso già Sì, intorno alle 18 sapremo chi è il la presidente Regione della sì. regione. Sì, poi per quanto riguarda i comuni bisogna un po' aspettare perché da quello che so i spogli inizieranno poi al termine Sì. delle Ma elezioni, dovrebbe no? essere Però una cosa abbastanza veloce quello della Regione, sì, no? sì, sì. Quella Anche della se regione solitamente dopo 2 o 3 ore più o meno si sa chi è poi il presidente della regione, insomma, sì, sì, sì. in base all'afflusso dei dati. Bene, noi apriremo Bene, una finestra informativa anche lunedì, Enzo, per commentare, insomma, come è andata la tornata elettorale delle regionali, poi martedì faremo il punto invece sulle amministrative comunali. Bene, bene. grazie a te, grazie ai nostri amici, non resta che salutarvi e dirvi che per quanto riguarda Mixed noi torneremo di nuovo con voi venerdì per un'analisi completa, mentre vi ricordo ancora lunedì pomeriggio intorno alle 18 e poi martedì pomeriggio faremo un blitz veloce, un'edizione particolare, speciale per commentare e leggere i numeri alla mano. Grazie ancora per la visione e l'ascolto, non resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima e soprattutto vi ricordo che l'informazione su Friuli TV continua come sempre con gli aggiornamenti di cronaca. Mandi e alla prossima. Mandi, mandi.